Poi chi chiamo? Sì, dal Ben Giampietro. Grande Presidente. Sempre il solito. Ok? Coi ciacque non si impasta fritto, questo è il motto che campeggia nel sito di Energia e Sorrisi e sintetizza al meglio l'impegno di solidarietà che questa associazione sviluppa ogni anno e a nome dell'intero Consiglio regionale do a loro il benvenuto. Come saluto il Rally Team, dalla collaborazione di queste due realtà nasce un'iniziativa singolarissima, quanto interessante, autentico esempio di azione etica. Il Rally Team Energia Sorrisi nasce come struttura logistica a sostegno di piloti e di rally raid in Italia e all'estero, dalla gestione dei documenti sino all'assistenza durante le prove di gara. Ogni tanto qualche casino in frontiera, ma insomma si risolve. Energia Sorrisi lo dice il nome stesso, combinare l'energia della passione per i rally motociclistici per far nascere un sorriso di chi viene aiutato. L'idea, se ben ricordo, risale ai primi anni 2000 con Giampiero Dalben e da allora è partita questa straordinaria avventura tra deserti del Marocco, della Tunisia, Egitto, che vede nel 2008 la nascita di Energia e Sorriso e via via nel tempo sino al progetto Bosnia del 2021. Vi assicuro che vedere la partenza dei camion per l'assistenza logistica alle moto da Altavilla Vicentina con i pacchi del sorriso da distribuire alle popolazioni locali è un'emozione unica. Un esempio, se permettete, di solidarietà concreta, di economia circolare, perché sfruttando le strutture necessarie per l'assistenza logistica si riesce a far giungere un aiuto umanitario abbattendo tempi, costi e quindi moltiplicando gli effetti positivi di questa iniziativa. Io lascio la parola ai veri protagonisti di questo evento e mi scuso con voi, ma devo prendere un aereo che parte per Bruxelles, dove sono chiamato a rappresentare il nostro paese nella conferenza plenaria del Consiglio d'Europa. E l'attività di Energia Sorrisi penso non si fermi mai, l'abbiamo visto anche nell'ultima emergenza ucraina, dove sfidando appunto timori, sfidando momenti non semplici, comunque si è riusciti a portare anche in teatri bellici un aiuto che è stato preziosissimo per quelle popolazioni. Io ho avuto modo di andare nel confine fra Polonia e Ucraina e ho visto i profughi come arrivavano dai paesi colpiti dalla guerra, e anche per quello come Regione Veneto vi ringraziamo veramente. Chiedo di raggiungermi Giampiero Dalben. Di solito sei un po' timido, però penso che stavolta supera anche la timidezza. Allora, tua foto, grazie. Perfetto. Grazie Presidente, un onore, grazie. Mio avervi ospitato. Allora, ringraziamo il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, tra l'altro anche lui vicentino, ed è un onore per me essere stato presentato da lui come responsabile dell'Associazione Energia e Sorrisi ODV, Organizzazione di Volontariato. Oggi siamo qui per, in due parole, raccontare ciò che fa da tanti anni l'associazione e poi lascerò la parola per quanto riguarda la parte sportiva a un socio valoroso nonché pilota, Gio Moretto. L'associazione Energia e Sorrisi nasce 20 anni fa circa con lo scopo di unire lo sport alla solidarietà. Abbiamo iniziato 20 anni fa in novembre nel Gran Mare di Sabbia Egiziano, quando ho rotto praticamente il mio mezzo, la mia moto, ho conosciuto dei bambini abbandonati e da lì è scaturita la voglia di non lasciare dietro di noi solo l'impronta dei nostri copertoni sulla sabbia. Allora sono tornato a casa, un po' alla volta con alcuni amici abbiamo acquistato il primo fuoristrada, il primo maxi rimorchio, abbiamo cominciato a raccogliere quintali di aiuti, siamo ritornati poi in Egitto, in Grecia,
ma anche in Tunisia, Algeria, Marocco, Mauritania, Senegal, fino a qualche anno fa, quando siamo stati tra i primi a intervenire nel terremoto dell'Aquila, poi il terremoto in Emilia, purtroppo il terremoto grave di Durazzo in Albania, fino ad arrivare a 2 anni e mezzo fa, quando all'improvviso via Facebook arriva un messaggio: terremoto gravissimo in Glina e Petrinja, Croazia, e da lì a qualche giorno siamo partiti con circa 200 quintali di aiuti, abbiamo raggiunto la Croazia con vari viaggi solidali, dopodiché all'improvviso ci raccontano del dramma della Bosnia-Herzegovina, della rotta balcanica, e allora come sempre ci dicono che è tutto impossibile, e quando per noi accade che ci bloccano, cercano di bloccarci con questa parola impossibile, allora iniziamo a giocare e allora iniziamo a vivere. Ecco che in un battibaleno siamo entrati in Bosnia-Herzegovina, nonostante tutti appunto dicessero che era impossibile entrare, e in Bosnia-Herzegovina siamo stati per parecchie spedizioni umanitarie consegnando tonnellate anche lì di aiuti. Al ritorno dalla Bosnia nel febbraio del 2022, purtroppo, stavamo organizzando un viaggio per andare nel Monte Olimpo in Grecia a consegnare un altro bilico di aiuti. Nel Monte Olimpo c'è un altro campo di concentramento dove i migranti della rotta balcanica vengono rinchiusi e racchiusi. La spedizione era pronta, se non che la Farnesina in poche parole ci ha bloccato e ci ha detto: guardate che inizierà la guerra in Ucraina. Purtroppo la guerra, come sappiamo, è iniziata, e allora, siccome era impossibile entrare in Ucraina, ci siamo presentati alla frontiera slovacca con 6 bilici, un pulmino, un camper, 2 auto, un pick-up e un fiorino di assistenza ai 6 piloti dei 6 bilici, e siamo entrati in Ucraina e siamo andati esattamente a Uzhgorod. Da Uzhgorod abbiamo consegnato i primi 2 bilici e poi ci siamo diretti dove era impossibile andare, cioè sotto i missili, cioè a Leopoli. E allora a Leopoli abbiamo consegnato gli altri 4 bilici, tornando poi per la Polonia, dove abbiamo visto decine di chilometri di macchine abbandonate in mezzo alle strade, che erano praticamente i profughi ucraini, donne e bambini che lasciavano tutto nelle macchine per entrare in Polonia solamente con una borsetta e niente altro. Visto e considerato che non potevamo essere complici di questa situazione, perché anche noi viviamo una volta sola e bisogna viverla da uomini, abbiamo deciso che i fratelli ucraini non dovevano sentirsi soli, e per quanto ci è stato possibile in questo anno di solidarietà siamo riusciti con il camion, con il bilico dell'altra mattina, di domenica mattina, a caricarne 30 e farne arrivare 30 bilici in Ucraina, sempre con la logica dell'autofinanziamento, perché questa è una nota dolente, ma che va detta: purtroppo non abbiamo contributi ufficiali da parte di nessun ente. Va detto però che grazie allo spirito e alla voglia di vivere classica dei veneti, che sono abituati a lavorare e non si vergognano delle cicatrici che si chiamano calli, ancora oggi riceviamo quintali di aiuti nella nostra sede di Altavilla Vicentina, che i nostri speciali volontari diversamente pigri smistano quotidianamente, per cui a breve andremo a caricare il 31esimo bilico, anche se al ritorno dal Tuareg Rally abbiamo l'intenzione di aprire un'altra rotta per i fratelli siriani e di andare in Siria sempre in prima persona a consegnare un po' di aiuti. Siccome la giornata è lunga e faticosa, chiamo a parlare del Tuareg Rally 2023 un pilota, un uomo, una persona molto intelligente e capace, anche se semplice e umile, ma una persona che fa sempre la differenza. Joe Moretto. Grazie Gian Pietro.
Quando il testimone ti viene passato da Gianpietro è sempre difficile prenderlo e cercare di raccogliere le idee per raccontare un po' quello che andiamo a fare. Quello che andiamo a fare nella realtà è anche divertimento. Il Tuareg Rally comincia tanti e tanti anni fa, ha cominciato Gianpietro, l'organizzatore è tedesco, noi siamo ormai degli abitudinari del Tuareg. Quest'anno ci presenteremo come il team con il maggior numero di piloti, siamo 25 piloti, 23 che gareggiano, siamo 28 assistenti, abbiamo un camion con un rimorchio pieno zeppo di moto, casse e di aiuti umanitari, perché come mi ha preceduto Gianpietro dicendo appunto che gli aiuti sono sempre state parte integrante della realtà di Energia e Sorrisi e del Rally Team. Quest'anno la gara si svilupperà nell'area di Merzouga, di Zagorà e di Erfoud. Noi partiremo sabato in aereo, mentre il nostro mezzo è già partito ieri. In questo momento si trova più o meno a metà della Francia, a Sète, in direzione Almeria, poi prenderà il traghetto per Nador. Da Nador gli aspettano altri 600 km di tratta per arrivare appunto ad Erfoud. Noi arriveremo sabato, domenica affronteremo le verifiche tecniche, il controllo, mezzi, piloti, documenti, eccetera, e domenica, in stile Le Mans, partirà a tutti gli effetti la gara che ci vedrà partecipare per circa 2000-2500 km tra le dune, tra la sabbia, tra le rocce, le pietre. Faremo anche delle ore piccole, sicuramente ci saranno delle sveglie molto presto, degli arrivi molto tardi, bisognerà adattarsi un po' in stile rally, quello che è sempre stato e che è il nostro DNA. L'arrivo è previsto per la domenica successiva con il Winner Party. Ci aspetteranno circa 200 piloti, sarà una bella battaglia, una bella sfida, sempre da affrontare con lealtà, sempre con lo sguardo rivolto comunque ai nostri compagni, ai nostri amici, anche ai nostri avversari, perché il rally è sì una gara contro se stessi, ma è una gara comunque sempre dove si è pronti ad aiutare gli altri, un po' come nella vita. Adesso vorrei invitare tutti i partecipanti di Energia e Sorrisi per una foto e un saluto. Allora, chiaramente una parte dei nostri volontari oggi è in sede che sta smistando aiuti, per cui scarpe, coperte, materassi, alimenti, prodotti per l'igiene personale, farmaci. La guerra in Ucraina non è finita, abbiamo bisogno quotidianamente di moltissima collaborazione perché dall'Ucraina ci chiamano tutti i giorni per chiederci aiuto. Siamo stati l'altra settimana a consegnare loro 11 gruppi elettrogeni e un bilico solidale. Un bilico sono circa 200 quintali di aiuti. Quello che possiamo chiedere a tutti è un minimo di collaborazione, perché tutto quello che ci viene donato viene realmente smistato, controllato, caricato nel bilico e poi consegnato a brevi manu alle persone che ne hanno necessità. Per cui con Valentino, Gio, Nicoletta, Valeria, Margherita, Vincenzo e tantissimi altri volontari e volonterosi vi ringraziamo per la solidarietà che fino ad oggi ci avete donato, avete creduto in noi. Non dimenticate che la guerra in Ucraina non è finita. Ci vediamo il 26 al ritorno dal Tuareg Rally 2023, sicuramente vincenti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.